Uomo di mare, grande condottiero e conquistatore, Francesco Morosini ha segnato la storia della Repubblica Serenissima di Venezia. Ha comandato la flotta lagunare nella battaglia contro l'impero ottomano, segnando il periodo di massima espansione della città. Unico capitano generale da mar che nel 1688 assurge al ruolo di doge. Il suo nome è diventato sigillo di tradizioni marinaresche. A lui la Marina italiana ha intitolato una nave da battaglia, 2 sommergibili e la scuola navale militare all'isola di Sant'Elena. E quest'anno, a 400 anni dalla nascita, Venezia vuole dedicargli una serie di commemorazioni diffuse nelle sedi storiche, artistiche e culturali della città. Mostre, convegni, un concerto della Banda della Marina, percorsi espositivi che raccontano l'uomo, l'ammiraglio, la storia della Serenissima. Motore dell'iniziativa è il Comando Generale della Guardia di Finanza del Veneto, coinvolte però tutte le istituzioni. L'avvio delle iniziative durante una conferenza stampa nella Sala del Piovego a Palazzo Ducale. Il Patriarcato organizza un itinerario nelle chiese di Santo Stefano, dove c'è la tomba di Morosini, e di San Vidal, dove doveva essere realizzato il monumento funebre. Sì, è un momento importante in cui Venezia in qualche modo è chiamata a riscoprire le sue radici per rilanciarle nell'oggi che la vede sfidata da tante proposte che però chiedono a Venezia di non perdere la sua identità, di non diventare un museo a cielo aperto, di non diventare un'agenzia di viaggi, di rispondere alla bellezza che è propria di Venezia, però garantendo anche una cittadinanza. Morosini rappresenta un capitano da mar, uno che non si è mai sottratto alla diplomazia, ma neanche poi alla battaglia quando è servita, ed era un vincente. È l'esempio della meritocrazia. Tutto quello che qualcuno in Italia pensa di voler distruggere. Morosini rappresenta fisicamente la storia di Venezia, una persona che ha fatto tutti i gradi della carriera, in quel caso militare, e poi è diventato doge di Venezia. Una giornata che vogliamo serva a ricordare i 400 anni di questo grande capitano da mar e anche un segnale che la città continua a essere viva e tutti quelli che dicono di essere veneziani devono essere persone coraggiose, libere e coraggiose. Il programma delle celebrazioni è consultabile nel sito www.francescomorosini.it.